Buongiorno a tutti amici, vediamo oggi una sorpresa assurda. Nel Quartermasters Carlsen ha perso con il bianco contro un comune mortale. A cosa potrebbe essere dovuta questa causa? Beh, innanzitutto è necessario prendersi dei rischi, no? Ma questo soprattutto con il nero. Qua Carlsen ha perso con il bianco, probabilmente la causa di questa sconfitta, come vedremo, è che la posizione era molto anomala ed è difficile, visto che i giocatori dell'Elite sono abituati a giocare come in una bolla, no? Sempre tra di loro, si preparano contro tutti gli avversari, è più difficile diciamo tenere sotto controllo tutte le sottovarianti e possono giocarli, no? I comuni mortali, giocatori da torneo, anche linee mare un po' minore, mari non del tutto corrette, ma che bisogna saperle bene perché sono medio giochi non standard. Carlsen gioca E4, E5, la più solida, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, apertura spagnola Ruy Lopez, A6, a questo punto Carlsen gioca alfiere A4, cavallo F6, arrocco, no, cavallo C3, chiedo scusa. Sì, esiste arrocco corto, però dopo arrocco corto magari si potrebbe permettere la spagnola aperta e quindi Carlsen decide già da adesso di giocare cavallo C3 difendendo il pedone in E4. A questo punto il nero gioca B5 alfiere C5 entrando appunto nell'arcangelo e a questo punto Carlsen gioca cavallo D5. Cavallo D5 è una mossa senz'altro interessante, muove due volte lo stesso pezzo in apertura, però diciamo che a questi livelli i giocatori possono prendersi delle licenze. Ora, qual è l'idea? L'idea probabilmente è giocare o C3 D4, e quindi si libera, no? Si libera diciamo la strada per il pedone C, oppure a volte magari anche D3 e alfiere G5 inchiodando il cavallo in F6. Il punto è che cosa succede? Se nero cambiasse in D5, a questo punto il bianco potrebbe o prendere in D5 col pedone, attaccando il difensore del pedone in E5, o anche migliorare l'alfiere, che comunque inchioda questo cavallo, minaccia quindi il pedone in E5, perché dietro ci sta la torre, minaccia di prendere in C6 e poi di prendere in E5, minaccia anche idee come arroccare e giocare C3 D4 prendendo il centro. È un'ottima posizione. Cosa succede se nero prende in E4? Questo è un gambetto molto interessante. In caso di cavallo per E4 si minaccia F2 eccetera, però qua il bianco Carlsen potrebbe aprire la posizione magari giocando anche D4. Curiosa D4 perché ora per esempio su E per D4 a questo punto il bianco può arroccare e il cavallo potrebbe presto rimanere inchiodato e se nero arrocca dopo torre E1 ora il cavallo deve tornare indietro per esempio in F6 e a questo punto alfiere G5 il bianco ha un'iniziativa spaventosa. Perché? Perché vuole distruggere, no, la struttura dell'arrocco nera, quindi magari vuole prima giocare donna D2, donna F4, attaccare il cavallo un'altra volta e distruggere la posizione dell'arrocco. Qua il bianco avrebbe una posizione completamente vinta. Ecco, e se nero giocasse, non so per dire, alfiere E7, ecco qua per esempio un trucco bellissimo, torre per E7, bellissimo trucco, si guadagna quindi materiale un pezzo, su cavallo per D5 a questo punto il bianco giocherebbe una mossa intermedia, torre per F7, il bianco vince perché il bianco ha preso un alfiere, il nero prende il cavallo ma il bianco gioca una scoperta e attacca la donna, quindi se si prende la torre o se si salva il cavallo cade la donna, vantaggio decisivo del bianco. L'alfiere è tabù perché si può prendere in G5, o meglio si prende prima in F8 e poi in G5 e se la donna si sposta il bianco vince perché prende in F8 e poi dopo ha un pezzo in più, no? Alfiere per D5, pezzo in più e attacco decisivo. Se invece il nero gioca su donna per E7 guadagniamo la donna e su cavallo per E7 a questo punto distruggiamo l'arrocco deno, cavallo per F6, G per F6, alfiere per F6. A questo punto il nero è totalmente paralizzato, il bianco a partita completamente vinta andrà a dargli matto. Per esempio manovre di matto potrebbero essere donna D2, donna H6 e donna G7. Il nero non può fare nulla, non ha pezzi che giocano, se prova a svilupparsi, abbiamo detto donna D2 o donna C1, tutte queste mosse vincono. Anche cavallo G5 per andare a dare matto, in H7 il nero è totalmente impotente, il cavallo è inchiodato. Su H6 possiamo ignorare l'attacco sul cavallo, catturare H6 poi dare matto in H7 o in G7 e su H per G5 diamo matto in H8.
Quindi questa è l'idea di Carlsen, quindi muove il cavallo ma il pedone in E4 è tabù. Nero gioca a D6, a questo punto C3. Ancora si lascia il pedone in E4 in presa, perché? Perché in caso di cavallo per E4, D4 aprirebbe il gioco con conseguenze devastanti, dopo c'è un gioco pazzesco. Su E per D4 per esempio si può anche tranquillamente arroccare, poi mettere la torre in E1, con i soliti attacchi. Quindi qua il nero dopo C3 gioca alfiere E6. Il nero vuole mantenere il cavallo in F6 con ottimo difensore dell'ala di re e cambiare il cavallo con l'alfiere. E Carlsen gioca D4, vuole prendere il centro, non se lo fa ripetere 2 volte, e per D4 ci per D4. Il bianco ha tutto il centro, però a questo punto il nero prende in D5. A questo punto il bianco può prendere in C5, però questo alfiere è molto forte, quindi decide di prenderlo. Ora il nero ha 2 pezzi in presa, quindi il nero dà scacco. Qua siamo ancora in teoria, entrambi i giocatori sapevano ancora la teoria. Ora Carlsen potrebbe giocare alfiere D2, però non vuole mantenere l'alfiere, gioca re F1. Resta male in F1, ma in un futuro si potrebbe anche giocare un arrocco artificiale. Il cavallo è in presa, il nero gioca cavallo E7, ecco, e qua è la prima mossa dove Carlsen deve pensare. Cioè Carlsen probabilmente sapeva più teoria del nero, il nero stava pensando. E a questo punto, secondo me, Carlsen si è dimenticato. Qua avrebbe dovuto giocare alfiere G5, che è la mossa teorica. Alfiere G5 era la mossa sicuramente migliore perché inchioda il cavallo, cioè cavallo per D5 non è possibile per via di alfiere per D5, il cavallo è inchiodato perché ci dettero la donna. E cosa succede? Succede che dopo alfiere G5, se nero gioca, non so, qualunque mossa tipo H6, si cattura in F6, nero ha la posizione distrutta, D5 è tenuto, questo alfiere non è particolarmente attivo, il bianco sta meglio. Se nero giocasse dopo alfiere G5 altre mosse come cavallo G6, allora il nero cessa, no, di creare pressione contro D5 che è saldamente difeso, il bianco potrebbe stare un po' meglio con la coppia degli alfieri, magari dà fastidio questo alfiere o prova ad aprire la donna, gioca prima 3 a 4 per creare altre debolezze, puoi giocare piani in stile alfa 0 come poi ha fatto Carlsen, o dare scacchi tipo in E2, e comunque qua il bianco sembra stare un pochino meglio. Carlsen però si dimentica, pensa 6 minuti e gioca donna D3. Donna D3 non è granché. Qua donna D3 sacrifica il pedone, poi vuole avanzare il pedone H, e secondo quanto ha commentato anche Nakamura riguardo a questa mossa, Carlsen sta giocando in modo alfazeresco, in modalità alfa 0 queste mosse, per poi continuare a giocare normale. Donna D3 probabilmente è un errore perché è un pedone, no, a parte gli scherzi, il pedone in D5 cade. Una volta che il pedone in D5 è caduto, il bianco potrebbe rimanere senza compenso. A questo punto il nero ha giocato donna D7, consolidandosi per poi continuare la pressione contro D5. Il nero aveva paura a prendere in D5, perché forse dopo alfiere per D5 e cavallo per D5 aveva paura di donna E4, però in realtà il cavallo poteva tornare indietro. Quindi il pedone in D5 si poteva già prendere, però è anche vero che il pedone non scappa. H4 gioca Carlsen, H6, mossa di tutto rispetto, no? Si vuole già evitare che il pedone arrivi in H6 e questo pedone continua a rimanere debole, di fatto non si sa come si potrà difendere. H5, cavallo per D5, probabilmente il nero sta già meglio. Carlsen prova a giocare torre H4, ecco adesso il nero probabilmente sbaglia. Il nero arrocca a lungo, aveva paura dell'iniziativa del bianco nell'ala di re, ma l'arrocco lungo è staticamente debole perché il nero ha spinto i pedoni in A6 in B5. Meglio, e il nero ha anche la maggioranza nell'ala di donna, meglio sarebbe stato arrocco corto, perché è vero che il bianco avrebbe potuto provare ad attaccare con G4, ma qui il nero avrebbe avuto un ottimo controgioco con C5, e poi iniziare a giocare C4, mettere subito in moto i pedoni, sarebbe stato meglio il nero qua. Se si apre tutto il gioco è molto improbabile che l'attacco nell'ala di re dia i suoi frutti. Quindi, torniamo alla partita. Qua, nella partita, il nero ha arroccato lungo. Quindi il nero qua ha arroccato lungo, e a questo punto il bianco gioca A3, e a questo punto gioca A4. Ovviamente Carlsen gioca per aprire l'ala di donna, ottimo. Il nero gioca alfiere B6, deve togliere l'alfiere dalla colonna A, e qua la posizione è sempre rischiosa per il nero, ma è del tutto giocabile perché qua se Carlsen prende comunque non ha nulla di concreto, la torre entra ma il re va in B7
se si cambiano le torri poi non ci sono altri pezzi con cui attaccare il nero starebbe meglio. Quindi in questa posizione Carlsen decide di aspettare, gioca cavallo d2, prova a rimanovrare il cavallo, torre 8. Il problema è che se si gioca in modo normale il nero ha un pedone in più. A per b5, a per b5, cavallo e4. Il bianco prova a cambiare i pezzi che non fanno nulla, però in generale non è granché cambiare i pezzi quando si ha svantaggio di materiale. Re b7, il nero migliora la posizione. Donna f3, mettendo la donna nella stessa diagonale del re nero e creando così un attacco raggi X. Donna c6, quindi creando un'interposizione. E a questo punto qua il bianco sta un pochino peggio, ma probabilmente poteva giocare per la parità, provando a recuperare il materiale in meno con cavallo per f6, il nero cattura in f6, Carlsen prende in c6, e qua gioca alfiere per f7, prende un importante pedone, il nero può giocare torre f8, l'alfiere torna indietro, ecco qua siamo in una posizione dove il bianco ha recuperato il materiale, è vero che ha la struttura un po' distrutta, un pedone isolato, ora tutti i pezzi del nero potranno attivarsi, il nero potrà lottare per prendere la colonna A o prendere la colonna E, però era meglio recuperare il materiale, anche se ora il nero si sarebbe impadronito dell'iniziativa, almeno il materiale sarebbe pari. Però qua Carlsen, in questa posizione, decide di rischiare e gioca alfiere per h6. Alfiere per h6 è una buona idea. Qual è l'idea? L'idea è che su g per h6 a questo punto si cattura il cavallo in f6, il bianco va a stare un po' meglio, no? Perché ora la struttura nera è distrutta, un materiale pari la struttura nera è distrutta, il re nero potrebbe essere un pochino più debole di quello del bianco. Su cavallo per e4, intermedia, potrebbe seguire torre per e4, e ora su torre per e4, donna per e4, il materiale è pari, il bianco alla coppia degli alfieri attacca g7, su g per h6 cade d5, addirittura con infilata, il bianco vince. Ma qua Carlsen non ha fatto i conti con una mossa invisibile. Qua dopo alfiere per h6 si elimina questo cavallo con la brillante mossa torre per e4, due punti esclamativi. Qual è l'idea di torre per e4? L'idea di torre per e4 è che si guadagna un cavallo, bisogna per forza prendere la torre perché se si sposta tipo l'alfiere cade anche la torre in h4, o se si sposta qua l'alfiere comunque il nero qua ha un pezzo in più. I due cavalli si difendono magnificamente su alfiere per f6, cavallo per f6, su alfiere per d5, cavallo per d5, con grande posizione. E su torre per e4, prendendo la qualità, a questo punto il nero prende in h6. E ora siamo in una posizione, ovviamente non cavallo per e4, donna per e4, perché di nuovo il bianco starebbe attaccando d5, e su g per h6 c'è alfiere per d5, ma dopo alfiere per h6, torre per e4, torre per e4, g per h6, il nero ha due pezzi per la torre e pedone, che non è un vantaggio di materiale, è uno squilibrio materiale, ma di solito favorisce il possessore dei due pezzi. E qua in questa posizione sta molto meglio il nero. Perché sta molto meglio il nero? Il nero sta molto meglio perché non ha praticamente debolezze, e il bianco ha vari pedoni deboli come d4, b2, il nero ha una maggioranza nell'ala di donna, e in più in un medio gioco è possibile usare i vari pezzi per attaccare il re bianco, creare minacce di matto. Oltretutto questo, anche in un finale, soprattutto se al nero rimane una torre, è possibile coordinare i due pezzi tra di loro con la torre per attaccare una volta in più le debolezze pedonali del bianco, mentre le debolezze del nero, avendo fisicamente più pezzi, si possono difendere una volta in più. Questa appunto è la differenza, il bianco ha un vantaggio di materiale qualitativo, il pezzo che vale di più la torre, il nero ha un vantaggio di materiale quantitativo, no? Due pezzi, entrambi i pezzi sono più deboli della torre presi singolarmente, insieme sono più forti. Qua Carlsen difende, scappa con la torre giustamente, re b8, il re si toglie, no, da questa diagonale, torre e2, donna b7, difende la donna e si potrebbe magari in un futuro preparare un cambio di donne. Qua è Carlsen stesso che vuole cambiare i pezzi pensando di trovare rifugio in un finale, perché ora cade anche f7. A questo punto il materiale sono 4 pedoni contro 5, quindi ecco, sì, è qui che il bianco ha torre e pedone contro alfiere e cavallo, il materiale è pari, 6 punti contro 6 punti in questo squilibrio, però sta molto meglio il nero.
C6, a questo punto il punto è che se Carlsen sposta la donna cade di 4 e qua sta molto meglio il nero perché con i due pezzi difenderanno molto bene il re, sarà più facile spingere i pedoni, il bianco non può spingere i suoi pedoni senza debolire in modo gravissimo il suo re. Quindi Carlsen gioca donna per b7, re per b7, qua Carlsen è un grande finalista ma il problema è che il finale è completamente perso. C'è questa debolezza, i pedoni del nero poi avanzeranno velocemente, torre di 1, re c7 centralizzando il re, torre e6, torre f8, usando i pezzi, la torre per creare tatticismi, ora torre per h6, si imbattirebbe in cavallo e3, usando l'attacco doppio, sfruttando l'attacco doppio più l'inchiodatura del pedone f che non può catturare e3. Torre f8, torre d2, quindi ha giocato il bianco, sottraendosi dal doppio, torre f6. A questo punto, il punto è che su torre per f6, in generale per il bianco va bene cambiare le torri, ma il punto è che in questo caso già i pedoni del bianco sono deboli, perché vediamo appunto che in questo caso i due pezzi del nero non stanno attaccando due volte lo stesso pedone, ma uno sta attaccando di 4, l'altro h5, quindi i due pezzi leggeri svolgono una molteplicità di funzioni che la torre non riesce a svolgere, quindi cade h5 e sarà l'inizio della fine per il bianco. Carlsen decide quindi di giocare torre e4, però dopo torre e4 il nero si centralizza, g3, probabilmente per prendere spazio, provare a giocare re g2, torre f5, attacca h5, g4 necessaria per non perdere il pedone, ma si creano altre debolezze, la torre torna indietro, torre d3, ecco a questo punto vediamo la forza dei due pezzi, cavallo c7. L'idea dei due pezzi potrebbe essere andare in e6 e creare molta pressione contro il pedone, per esempio se il bianco gioca, non so, re g2, cavallo e6, e ora non so, re g3, per esempio già qua d5, e qua la torre deve spostarsi, e qua quando la torre si sposta, a parte, oddio, dopo torre 2 può seguire scacco per controllare f4 ancora di più per dare un doppio un triplo, ma non so, diciamo che su torre 1 qua il nero vince in vari modi, alfiere per d4 e poi inizia a spingere la propria maggioranza e vince. Vantaggio decisivo. Ci sarebbe stato forse anche un attacco decisivo con alfiere c7 e gallo f4, ma prendere qui è più forte. Su torre per e6 per eliminare il difensore, questa mossa intermedia, alfiere per f2, poi re per e6 vince. Quindi qua, dopo cavallo c7, il nero si accinge a giocare cavallo e6 per attaccare d4 e d5, Carlsen gioca torre e3, ma ora è la fine. Si minaccia il pedone in d4, dietro c'è la torre, d5 per provare a scompigliare i pedoni neri. L'idea è che su alfiere per e3 seguirebbe d per e6 intermedia, e qua il bianco recupera il materiale, qua il materiale è pari, re d5, un finale squilibratissimo, 3 contro 1, ma anche il bianco ha un 3 contro 1, il bianco ha molte chance di controgioco qui, e quindi qua dopo cavallo e6 d5, il nero gioca bene, gioca c per d5, pedoni doppiati ma sono in più passati, la torre rimane in presa, su torre per d5 seguirebbe alfiere per e3. Torre f3 gioca il bianco, torre g7, si poteva forse anche cambiare le torri, ma è meglio tenere le torri, soprattutto si attacca g4 che non si sa bene come si difende. A questo punto il bianco prende d5, torre per g4 e il bianco gioca torre f6 per attivarsi. È molto importante per il bianco attivarsi, provare ad attaccare tutti i pedoni, creare controgioco. Ma il punto è che ora il nero centralizza i pezzi, alfiere d4 e dopo torre per h6, torre f4. Ecco, le torri del bianco hanno preso dei pedoni, si potrà prendere anche b5, ma purtroppo per il bianco il nero è riuscito a creare un attacco contro il re. Il nero avrà 3 pezzi, alfiere, cavallo e torre, i 3 pezzi riusciranno a creare un attacco decisivo. Allora, innanzitutto il bianco prende in b5, se non prende in b5 il nero prende in f2 e poi in b2. Quindi il bianco prende in b5 e muore tutto finito. Torre per b2, scacco, torre per f2 scacco, il re deve andare in e1 in g1, su re g1 a questo punto il nero potrebbe creare un attacco decisivo semplicemente con una scoperta, torre f6 scoperta o torre per b2 scoperta, e qua poi si cattura la torre. Il bianco gioca re e1 e a questo punto dopo re e1 l'attacco continua con cavallo c5, qua ci sono già schemi di matto. Il punto è che per esempio se il bianco continua a mettere in moto i suoi pedoni con b4, cosa seguirebbe cavallo d3, scacco, re d1 e ora alfiere e3 o c3, entrambe le mosse, è uguale.
alfiere da qualche parte, si attacca alla torre, ma anche se si dà scacco, si muove il re e poi c'è matto imparabile in D2. L'alfiere supporta la torre e il cavallo toglie queste due caselle al re, che cadrà vittima dei pezzi neri. Di fatto il bianco anticipato ha giocato re di 1, ma dopo alfiere 3 ha abbandonato. Perché ha abbandonato il bianco? Perché il bianco potrebbe dare degli scacchi, qua in questa posizione, la torre in presa, il bianco potrebbe dare degli scacchi, ma poi perde re c6, torre da qualche parte, che era in presa, e poi cavallo d3, no? Per dare il matto. Se si danno degli scacchi, poi il problema è che gli scacchi finiscono e un nero ha usato i suoi 3 pezzi per creare un attacco da matto. Una partita spettacolare. Abbiamo dunque visto come anche i giocatori, i top player, i giocatori dell'elite mondiale possono perdere contro i comuni mortali se giocano appunto questi tornei open. Perché questo accade? Beh, questo accade per una serie di ragioni, abbiamo detto, innanzitutto per la tendenza del gioco degli scacchi ben giocato a terminare con la parità, e quindi la situazione must win implica prendersi eccessivi rischi. Poi perché la varietà degli avversari è molto più grande, quindi tutte le grandissime preparazioni dei top player che li fanno i loro secondi, così contro avversari specifici, sono più difficili in questo tipo di torneo, dove si ha solo un giorno per prepararsi contro un avversario casuale, anziché mesi, no? Per prepararsi contro pochissimi avversari che si conoscono già da prima, no? Con cui si gioca da tutta la vita. Ci vediamo presto con altre partite del Quatermaster. Alla prossima!